I nodi da sciogliere sono quelli fisiologici, ci sono ancora delle scelte da fare, una di queste è quella dell'Oval, le altre sono abbastanza indirizzate, la procedura è certa, nell'arco di 15 giorni tutto sarà definitivo e diventerà continuativo l'impegno da parte del Governo, della Fondazione Milano Cortina e di Infrastrutture Milano Cortina 2026. Io sono moderatamente ottimista, non dovremo aspettare il miracolo finale, ci siamo dati una modalità di lavoro che ci consentirà di recuperare qualche piccolo ritardo e soprattutto di farlo nell'informazione piena nei confronti delle comunità che devono sapere quello che stiamo facendo. E la pista da bob? E la pista da bob, slittino e skeleton è definita. Il tracciato è stato disegnato e oggi proprio in giornata l'amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2026 ha incontrato la comunità, le associazioni e ha spiegato quello che stiamo facendo non soltanto per la pista ma per 7 ettari di territorio che verranno bonificati, rigenerati e messi a disposizione della comunità.